invece è stata riaperta sempre a Padova una inchiesta che riguarda la qualità dell'aria. Getto pericoloso di cose è un'ipotesi di reato non così frequente che emerge dagli incartamenti di una contrastata inchiesta partita dall'Esposto nel marzo 2010 di ADUC, l'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori, sulla corretta applicazione da parte delle amministrazioni, in particolare quella comunale e provinciale di Padova, della norma che obbliga i governi delle città e delle province a vigilare sulla qualità dell'aria. E quella padovana, alla pari di tante altre realtà della regione, non risulta delle migliori, solo che le municipalità di diverso grado ed entità non stanno facendo nulla. La direttiva risale al 2005, con il risultato che polveri sottili e in estate ozono, solo per citare due veleni, ci riempiono quotidianamente i polmoni. Come spiegano l'avvocato Giuseppe Lamedica, legale dell'ADUC, e la referente padovana dell'associazione Maria Grazia Lucchiari, l'Esposto, che segnalava episodi di inquinamento acuto, è stato forse un po' sbrigativamente archiviato dal pubblico ministero responsabile dell'inchiesta, salvo poi trovare nell'accoglimento dell'opposizione ADUC alla decisione un GIP, cioè un giudice delle indagini preliminare, che ha definito il lavoro del magistrato incaricato poco esaustivo, riaprendo di fatto per 6 mesi a partire dal 23 giugno l'attività di verifica. Nel fascicolo, ma all'ADUC lo hanno scoperto soltanto in un secondo tempo, erano finiti i nomi illustri dell'amministrazione locale e regionale. Quello che emerge è un quadro davvero poco incoraggiante. Non solo i gas di scarico degli automezzi, ma pure gli impianti di climatizzazione di case ed uffici, nonché le grandi realtà industriali, fonderie ed acciaierie, non sono opportunamente monitorate attraverso adeguati studi incrociati a cura di assessorati ed uffici tecnici, quando non vengono addirittura taciute con gravi omissioni di atti d'ufficio. Sono osservazioni che abbiamo posto all'organo garante dei cittadini, che è la magistratura, quella che ci tutela e che applica e ci tutela nel rispetto delle norme, della legge, e abbiamo detto, secondo noi c'è questa, andate a vedere che ci sono delle inosservanze di legge, delle non applicazioni, delle omissioni di legge.